Sandrigo, 3 imprenditori cinesi indagati per reati tributari e 340.000 euro confiscati pari alle imposte dovute e non corrisposte. Questi in sintesi i numeri dell'ultima operazione della Guardia di Finanza di Vicenza nel contrasto agli illeciti tributari derivati dal fenomeno delle imprese cosiddette apri e chiudi, una modalità sempre più usata nelle società tessili cinesi che sfruttano il rapido susseguirsi di aperture e chiusure formali delle partite IVA per rendersi poi irreperibili, non pagando la tassazione dovuta, ma continuando di fatto la produzione con le medesime attrezzature. Ecco la svolta dell'operazione denominata Cliché. Le Fiamme Gialle per la prima volta hanno posto i sigilli proprio sui macchinari, impedendo fisicamente il proseguo dell'attività. L'utilizzo disinvolto delle partite IVA sempre diverse assume in questo caso un pericoloso connotato criminale. E nel fenomeno apri e chiudi, per l'appunto, il codice alfanumerico fiscale, quindi la partita IVA, diventa uno strumento improprio per realizzare un crimine. In luogo di un'arma, in luogo di una pistola o di un fucile, quindi anziché commettere una rapina dove c'è violenza, atto predatorio, con la partita IVA si realizza, omettendo redditi, omettendo il versamento dell'IVA, comunque un guadagno illecito senza rischiare reati predatori o violenze e quindi conseguendo utili guadagni illeciti, sottolineo illeciti, anche maggiori.